dischi, i tuoi progetti generali, mentre scaldi la vita con un phone. Ti ho sentita gridare dal letto, saltare, raggiungerti fino lassù. Fiore d'aprile, ti aspetto a casa, se vuoi ti stringo dentro i testi delle canzoni, ma questa volta non ammazzarmi e non lasciarmi qui i tuoi dischi di Baglioni, i tuoi dischi di Baglioni. Racconteremo i nostri giorni sulle pagine di diari ormai spenti. Dall'odio al liquore, vederti saltare, raggiungerti fino lassù. Fiore d'aprile, ti aspetto a casa, se vuoi ti stringo dentro i testi delle canzoni, ma questa volta non ammazzarmi e non lasciarmi qui i tuoi dischi di Baglioni, i tuoi dischi di Baglioni. Fiore d'aprile, ti aspetto a casa, se vuoi ti stringo dentro i testi delle canzoni, ma questa volta non ammazzarmi e non lasciarmi qui i tuoi dischi di Baglioni, i tuoi dischi di Baglioni. Buonasera a tutti. Ceralac. Ceralac è un gruppo di pazzi fuori di testa. È iniziato come un progetto acustico, un progetto solista, cantautoriale, ma man mano ho trovato dei busker in giro per le strade della mia Puglia. Uno dei primi è stato Leonardo Addati, quel tizio che vedete dietro di me con la barba, che suona di tutto, dalla chitarra alla tastiera, al pianoforte e al basso. Il secondo è stato questo ragazzo qui, che è vissuto anche nelle Marche, quindi Musicultura lo conosce bene. E lui è proprio un busker, è una sorta di Damien Rice dei noi altri. E poi abbiamo incontrato Nicola Cerenza, che veniva da gruppi assurdi, tipo suonava roba tipo Oasis, tipo Led Zeppelin. E infine abbiamo trovato Andrea Cignarelli, che è proprio l'incarnazione del rock and roll. E da lì abbiamo deciso che comunque fare i cantautori sarebbe diventato veramente troppo, ma troppo riduttivo. E da lì è nato questo gruppo che sono i Ceralac. Facciamo quello che noi definiamo folk and roll, un incrocio tra il folk e il rock and roll.